Fa bene Pietrangelo Buttafuoco a difendere l'autonomia della Biennale. La censura non mi piace mai, il bavaglio non mi piace mai. Quello di Matteo Salvini è un sì deciso alla partecipazione della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte contemporanea di Venezia. Ho sentito il presidente Buttafuoco, non Giulia, ha aggiunto Salvini. La Biennale è un ente autonomo. Se quindi la scelta di Buttafuoco ha fatto perdere al presidente della Biennale l'appoggio del ministro della Cultura, gli ha fatto guadagnare quello del ministro dei Trasporti in una spaccatura interna al centrodestra, soprattutto tra Lega e Fratelli d'Italia, mai così profonda in questa legislatura. Fratelli d'Italia fa quadrato attorno al suo ministro. Credo che la prudenza in questi contesti debba prevalere. Io naturalmente mi auguro che quanto prima si possa tornare a parlare di cultura russa, di impegno russo, di intellettuali russi, di atleti russi, ma questo dipende molto da Putin. Il rischio, sa cos'è? Non è che ci siano dei intellettuali in buona fede che vengono a Venezia, ma che questo venga strumentalizzato da Putin, dalla propaganda putiniana, per mandare un messaggio distorsivo. Quindi in questo momento credo che la posizione del governo sia corretta. In quello che è diventato un caso mondiale, in cui la Commissione europea sta addirittura valutando il blocco dei 2 milioni di euro di finanziamento alla Biennale che arrivano da Bruxelles, adesso comunque parleranno le carte. Alessandro Giulia ha chiesto alla Fondazione di rispondere con la massima urgenza alle richieste del Ministero, che intende passare al vaglio i verbali del Consiglio d'amministrazione e la corrispondenza con Mosca, per controllare se le modalità di allestimento e la gestione del padiglione abbiano violato le restrizioni internazionali dovute all'invasione dell'Ucraina. Da quanto appreso, le curatrici del padiglione russo sono la figlia del ministro degli esteri e la figlia di un generale con un lungo trascorso nel KGB, lo sponsor un oligarca del gas sotto sanzioni occidentali. Curiosamente poi le prime anticipazioni sul padiglione sono state date dal presidente della Federazione Russa per la Cooperazione Culturale Internazionale, che appena lo scorso luglio aveva definito la censura uno strumento necessario a preservare un ambiente sano nella comunità creativa. Aggiungo personalmente, da appassionato anche della Biennale, dell'arte e della cultura in generale, che questa convenzione escludendum possa quanto prima cadere, ma nel segno della pacificazione del fatto che in Ucraina hanno smesso di essere in azione le armi di distruzione e di attacco che ha purtroppo portato Putin e la Russia.